Amiche e amici, buongiorno, eccoci di nuovo in diretta con Ore 13, una nuova puntata che vi proponiamo questa settimana. Vogliamo stare comunque leggeri, insomma si sta avvicinando l'estate dal punto di vista, diciamo, climatico, anzi è già arrivata, è bella convinta, però insomma dal punto di vista poi di quelle che sono le date mancano ancora poco meno di una quindicina di giorni e l'estate è una stagione che porta tutta una serie di attività che non si fanno usualmente perché magari si sta al chiuso, no? Quindi si sta più all'aperto. Ed estate scoppiano i divieti, non si sa perché, non si sa per come, ma abbiamo così fatto una riflessione che soprattutto in Italia ormai c'è il divieto per qualsiasi cosa e per qualsiasi tipo di attività. E oggi, insomma, tra il serio e il faceto vorremmo affrontare questo argomento. Subito presento quelli che sono i miei ospiti, tra l'altro purtroppo ce n'è, saluto il caro amico e collega Ivo Gallo che è a casa, deve essere qui con noi oggi, però insomma ha avuto un malanno fisico e quindi insomma invece vediamo chi c'è. Cristian Adami, ex calciatore, grande memoria del Treviso Calcio e ci parlerà naturalmente di quelli che sono anche i divieti per tutti coloro che vogliono praticare lo sport fuori da quelli che sono i campi. Sì. Poi ho Angela Maci, una cara amica, food blogger, mamma di due ragazzi, perché ormai insomma stanno crescendo i ragazzi. Sì. E argomento figli, bambini eccetera è un argomento che porta una valanga di divieti, poi vediamo anche quali sono gli spunti. Il terzo ospite è Lele Marcassa, il mio grande caro collega della Zanzega, grazie Lele per aver aderito. Sempre con uno spirito tra giocoso e l'ironico, sicuramente mi darai una mano anche perché qualche testimonianza su quello che è anche accaduto a Ivo in qualità di gestore di locali tu ce l'hai, oltre che essere un assiduo frequentatore. Un assiduo frequentatore dei locali notturni. Io abitualmente esco di sera intorno alle 22:30 tutti i giorni, rincaso in media alle 6 del mattino e spesso appunto nonostante la mia giovane età ancora molta energia e passo a trovare anche Ivo Gallo che insomma sappiamo la sua vicenda di qualche anno fa in cui gli sequestrarono anche gli strumenti musicali per schiamazzi notturni, insomma tante storie che posso raccontarvi in queste 4 ore di Ore 13 di oggi insieme a Pier Giorgio. Cos'è vietato? Perché vietare? Basta con questi divieti. Allora, vogliamo sentire anche da voi se avete mai vissuto situazioni al limite sulla questione di divieti, vi siete stupiti di un qualcosa e tra l'altro noi abbiamo usato come fotografia nel post di Facebook, vi ricordo potete interagire con noi appunto con Facebook e anche al telefono, c'è il numero in sovraimpressione, però insomma sto cartello, pregherei la regia di mostrarlo, sto cartello che dice assolutamente vietato giocare a pallone con i piedi. E a questo punto metto subito in campo il buon Cristian, questo è micidiale. No, sì, io lo trovo assurdo perché soprattutto in uno spazio aperto vietare di giocare con un pallone e oltretutto coi piedi lo trovo davvero limitativo. No, proprio qualche giorno fa sono stato a casa di mio padre e ho anche postato su Facebook una foto che ritraeva un cartello di quel tipo dove proprio era indicato vietato giocare a calcio, in un posto dove io sono cresciuto, dove ho sempre giocato a calcio e oltre a mettere il cartello sono state messe delle enormi fioriere in mezzo al campo dove noi giocavamo, per cui oltre a vietarlo con un cartello proprio fisicamente si è cercato di limitare. Mancava il filo spinato ed eravamo a posto. Mancava il filo spinato, sì. Io credo che il vietare non porti a dei risultati, io credo che le cose andrebbero regolamentate più che vietate e magari con l'aiuto di qualcuno che faccia rispettare appunto le regole. Il divieto assoluto credo che per certo tipo di cose non porti a dei veri e propri risultati. Ma poi coinvolgo Lele, quante volte sarai stato? Cioè, io mi ricordo che si giocava, cioè io giocavo a calcio in strada, non era il massimo della sicurezza, però sentivi la macchina che arrivava e ti fermavi.
qualche insulto per il fiore rotto arrivava, perché poi non è che ci fossero dei piedi educati in quel pezzo di asfalto, però insomma mi sembra che si stia esagerando, non so, è una sensazione mia. Anche bisogna giocare con i piedi, con le mani evidentemente si può, quindi a pallavolo, cioè delle schiacciate incredibili sui fiori del vicino probabilmente si può, è anche accettato. perché la prima cosa che fa un bambino quando prende una palla è lanciarla con i piedi, già proprio in tenera età, quindi è talmente automatico, no? Più che la mano, il piede. Sì. Insomma. Che poi scusatemi, adesso lì c'è un divieto, quindi ci sarà un regolamento comunale, qualcuno che l'ha apposto. Quindi io mi immagino, no? Il vigile che esattamente come un arbitro, cioè quindi come se fosse un arbitro di pallacanestro, no? Tu coi piedi non puoi, quindi guarda finché giocano con le mani, ok, va tutto bene, poi appena la toccano con le mani, fallo, ritiro il pallone. Adesso cioè, io ci rido su. Però, cioè, chissà se poi è stato davvero il comune a mettere un cartello nella fattispecie o se il privato per allontanare magari dei bambini rompiscatole ha voluto arrangiarsi, questo non lo so, però evidentemente c'è molta più libertà online che sulla strada, insomma, oggi, quindi chi ha bambini lo sa meglio di me. Voi come vivete da genitori questa cosa? Perché entrambi avete appunto figli. Cioè ma guarda, io personalmente la trovo drammatica, nel senso che questi divieti, come dicevamo prima, perché la cosa bella soprattutto di quest'età è stare all'aperto, quindi condividere con gli altri il gioco, la parola, lo scambio di emozioni. Oggi invece si rischia principalmente di stare in casa e dialogare appunto con qualcuno che magari non conosci, quindi dall'altra parte dello schermo, e non avere, quindi ci manca proprio quell'espressività che avevamo noi quando eravamo piccoli, no? Quindi i centri storici, diciamo prima, sono sempre più deserti, perché appunto con tutti questi divieti anche i bambini non scendono in strada a giocare, no? Perché se vedi il divieto la mamma dice lascia stare, resta in casa. Quindi secondo me bisognerebbe affrontare questo problema. Dai, insomma, la stiamo centrando. Tu, tra l'altro, atleta professionista con figli che magari avranno voglia di dare 2 calci al pallone. Sì, no, infatti facevo proprio questo pensiero in una realtà dove davvero c'è la tendenza dei ragazzi, dei giovani a restare in casa più che uscire, proprio perché internet, il computer, le console consentono di uscire virtualmente ma non fisicamente. Trovare anche dei divieti che ostacolano la libertà di gioco sicuramente favorisce e invoglia, tra virgolette, i ragazzi a restare a casa invece che uscire. Mi viene da pensare che rimpiango quasi la signora del primo piano che a modo suo vietava, quando gli arrivava il pallone sul balcone lo bucava e ostacolava senza bisogno del cartello il gioco. Diciamo, aveva un'attività coercitiva abbastanza decisa. Aveva quella funzione, però in una maniera forse che oggi trovo simpatica rispetto al cartello. Che poi l'assurdità è che contemporaneamente il nostro paese sta vivendo un incremento di quelli che sono i problemi dell'obesità infantile, perché i ragazzi non praticano, non fanno sport, non stanno all'aperto, non fanno nulla, e quindi mettiamo i divieti, poi però ce li portiamo in casa a gestire. Sì, no, infatti il problema è proprio questo, che ci sono pochi spazi dove poter farli giocare, perché non è più come una volta dove potevi giocare in strada, ci vuole comunque degli spazi dedicati. Uno di questi potrebbe essere, ne parlavamo prima anche tra di noi, l'oratorio, uno spazio dove magari tutti abbiamo passato del tempo, delle giornate, dei pomeriggi, però se non sbaglio anche lì c'è un problema tra virgolette assicurativo, nel senso sì, che perché poi c'è quel problema di intenzione. Assolutamente, io mi ero già documentata su questa cosa proprio perché l'oratorio del quartiere dove vivo è un oratorio praticamente fantasma, e invece abbiamo tantissimi ragazzi in età scolare che potrebbero il pomeriggio incontrarsi, no? Per poter appunto creare gruppo. Quello che manca oggi è il gruppo, perché ci sono magari gruppi su Facebook, sì, ma poi non ci sono gruppi concreti fisicamente. Bravissimo. E però la risposta che ho avuto a questa mia richiesta è stata proprio: e chi sta con questi bambini? Bisognerebbe avere qualcuno che resti con loro, e la persona non c'è, perché se si fanno male. E quindi a monte però il problema sono i genitori, cioè, perché bisogna anche mettere in preventivo, sì, che magari giocando a calcio uno si può fare anche del male. Sì, ma io ricordo che tornavo a casa con le ginocchia lacerate, eppure mi ero divertita. Andavi in oratorio?
Io sono cresciuto proprio dai salesiani, quindi purtroppo, nel senso che quell'indole remissiva e porgi l'altra guancia poi ha forgiato anche il mio divenire professionale e lascio pensare a cosa poi può succedere quando si è molto, ecco, fin troppo disponibili. Detto questo, in effetti è vero che se voi notate, si parlava di centri storici, di quartieri moderni, quant'altro, come diceva Pier fuori onda, forse i figli di chi è arrivato dopo in Italia, degli stranieri, si stanno appropriando anche giustamente degli spazi che i nostri hanno in qualche maniera abbandonato, perché credo che comunque il fatto che questa gente trovi questi spazi ottimi per stare in compagnia, per divertirsi, sia qualcosa che noi abbiamo assolutamente perso negli ultimi 20 anni. La crisi poi ha comportato anche una serie di faccende, per cui io almeno quando ero piccolino, mi ricordo il mio babbo mi portava, non so, sul Piave, a giocare nell'acqua delle rive del Piave, mangiando l'uovo sodo, la mela dentro la borsa frigo, eccetera. Adesso invece è necessario, quando ci si muove, avere il bar attrezzato, i servizi, eccetera, mentre i figli degli immigrati stanno facendo quello che noi facevamo 20-30 anni fa, nulla di più, nulla di meno, per cui perché anche noi non rioccupiamo quelle azioni con cui siamo cresciuti, che poi si stava così bene con i piedi a mollo, anche se era un fiume, non il mare, mi ricordo, in mezzo alla natura, al di là del fatto che poi insomma, i pericoli ci sono ovunque, anche dentro le mura di casa. Insomma. Questo è ovvio e scontato. Breve pausa e poi riprendiamo il nostro argomento. Eccoci, siamo di nuovo in onda, ore 13, appunto più divieti per tutti, sembra ormai lo slogan che sta girando qui in Italia. Siamo partiti dal capire insomma, quelli che sono i divieti sulle attività anche dei ragazzi e tra l'altro vorrei chiedere anche a voi insomma, se vi è mai capitato un divieto che voi riteniate assurdo. 0422 1626798 e anche la pagina Facebook nella quale c'è un post dedicato alla giornata di oggi e dove potete intervenire. Voi divieti assurdi quanti ne avete mai, me ne è capitato, ve ne è rimasto in testa uno particolare? Beh, quello di non giocare coi piedi è quello che assurdo. Questo vince. Lelle? Per adesso sì. In età moderna, contemporanea o in età infantile? Beh, anche infantile. In realtà sono sempre stato molto libero di agire, nel senso che comunque se tornavo a casa fregato, col ginocchio sbucciato i miei genitori mi dicevano impara a non farti male, insomma, però ecco, devo dire che ci sono dei divieti che sono assolutamente necessari in località turistiche, per esempio questi giorni si parlava anche, non so, nei pontili di Jesolo, la gente continua a tuffarsi, sì. Poi ogni tanto qualcuno finisce, ahimè, in ospedale. Lì è necessario perché insomma, si avvisa che in quel luogo... Lì è una questione di pericolo oggettivo per chi fa quella pratica, per cui ci sta. Cioè, io purtroppo per esempio conosco un ragazzo che è rimasto... No, quindi insomma, diciamo che ci sono delle regole che vanno assolutamente rispettate, come le regole anche per noi adulti, non solo per i ragazzi. Vero è che evidentemente quando eravamo, insomma, parlo della mia generazione, gli ultra quarantenni in questo caso, forse era tutto un attimino più semplice, anche tu organizzi eventi con la tua agenzia eccetera, sai benissimo che è più il tempo che si utilizza per preparare un piano sicurezza che il tempo poi effettivo del festival, dell'evento, di quel caso. Insomma. Quindi voglio dire, bisogna tutelarsi perché in ogni momento può accadere qualsivoglia cosa. E poi ti arriva la lettera dell'avvocato, la causa, i docenti, come dicevamo prima, insomma, hanno uno svolgimento professionale eroico, no? In cui sono minacciati talvolta dai genitori, talvolta il bambino diciamo, riesce in qualche maniera a riscattare la propria personalità all'interno di un contesto in cui invece dovrebbe semplicemente rispettare delle regole. Però credo che comunque non sia corretto paragonare la nostra esperienza a quella che fanno i nostri figli. La realtà è completamente cambiata. Effettivamente una volta si giocava per strada, era diverso, oggi non è più così. Tra 20 anni sarà ancora diverso, ogni epoca ha le sue regole, per questo dico che non è giusto paragonare
quello che succedeva a noi a quello che succede ai nostri figli, non è giusto vietare, ma bisognerebbe regolamentare nella maniera giusta. È vero. Sì, però, sì, allora, condivido, però allo stesso modo, cioè, allora, le città, i paesi, o li vogliamo vivi o li vogliamo morti. Perché se continuiamo a ragionare, adesso qua mi prenderò le bordate, se continuiamo a ragionare che la città deve essere solo in funzione dei tempi degli anziani, perché alle 9 di sera devono dormire e alle 3 di pomeriggio devono dormire e non possono essere disturbati, con tutto il rispetto che ho per gli anziani, però non può essere univoca la cosa, perché tanti di regolamenti anche cittadini, vedi sulla musica, vedi su tutta una serie di logiche, sono fatti in funzione di centri urbani che sono morti. Sì, e allora se vogliamo, cioè, o ci teniamo i centri così, o tutti quanti cominciamo a ragionare sul fatto che un po' di tolleranza in più per il disagio, perché se no queste nuove generazioni, il contesto sarà diverso, ma veramente vengono su rincoglionite questi affari qua, cioè, non vedo. No, è vero, soprattutto il problema dei centri storici è effettivamente all'ordine del giorno, anche perché mi sembra di capire che già è difficile portare la gente all'interno dei centri storici, perché comunque andare a visitare una città ormai è quasi andare a visitare il centro commerciale, non più andare a visitare le bellezze della città, per cui aggiungere a queste problematiche che già ci sono i divieti in schiamazzi, orari, manifestazioni, sicuramente limita la possibilità di visitare i nostri centri storici, che tra l'altro sono magnifici e meritano sicuramente. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei dire la mia su quanto state discutendo oggi, Prego. cioè di tutti questi divieti. Io credo che questi divieti siano necessari per un semplice motivo, che una volta eravamo in pochi, adesso siamo in pochi e siamo in troppi, e se i troppi ognuno fa per quello che vuole, ovviamente c'è il caos. Io ricordo ad esempio da piccola che andavo per restare su Alivenza a raccogliere mughetti, bruscandoli e quant'altro. Io suppongo che i nostri figli e nipoti non possono più fare tutto questo vedendo quello che c'è in giro, e mi chiedo e mi domando quanto hanno perso di tutto ciò, perché io credo che siano cose che non torneranno mai più ed è una perdita inimmaginabile. Dovrebbe esserci per questo un UNESCO che predispone e tutela tutte queste cose. Non siete d'accordo anche voi? Grazie. Grazie a lei. Ma allora, direi che sono due cose diverse. Sul fatto che comunque bisogna vedere le regole, questo è certo, perché dopo non si deve sfociare dall'altra parte. Bruscandoli si possono ancora prendere? Sì, a me risulta di sì, perché ogni tanto li trovo sul risotto. Io in primavera vado tuttora con i miei figli, quindi... Tu sai cosa sono i bruscandoli? Che sei L'ho scoperto 20 anni fa quando sono venuto. Ok. Il luppolo selvatico. Il luppolo selvatico. Ah, il luppolo Bravissimo, selvatico. bravissimo. Io da cinisello pensavo che la verdura si trovasse nei supermercati, vedi. invece in realtà cresce. Poi ovviamente la signora faceva riferimento anche alla tutela ambientale, che è tutt'altro argomento e comunque sulla quale personalmente mi ritiene d'accordo. Su Facebook Edoardo ci scrive questa cosa, e adesso apro il dibattito perché io non la so. Nelle spiagge italiane non si può fare il bagno nelle ore notturne e neanche la mattina presto, punto di domanda. E se uno vuole farsi il bagno, a me non risulta ci siano dei divieti sugli orari del... Oddio, Tu che sei zona... credo che in realtà anche nello ISO non si possa ufficialmente fare il bagno notturno, cioè è vietato il bagno notturno? che sia vietato per motivi di incolumità, insomma, di cioè nel senso che 5 milioni di persone che frequentano una località cercano di in qualche modo intervenire affinché non accadano casi estremi, ma non so se è un divieto ufficiale, ministeriale, non credo sia una norma più che una regola, ecco, scritta dalle amministrazioni. So per certo che non si possono, non so, accendere i fuochi in spiaggia o insomma... Vabbè, quello può starci, però insomma il bagno notturno, mezzanotte... I mitici falò. I mitici falò... non si possono più fare. Non si possono più fare.
Però insomma il bagno notturno, cominciano a uscire delle cose curiose. Ma io questa cosa del mare, devo dire la verità, non la sapevo, anzi pensavo, visto che comunque è libero, si potesse. Nelle piscine invece so che non si può, tipo degli alberghi, se ci sono un gruppo di ragazzi che vogliono, non si può, è giusto. Può anche starci, comunque è una gestione privata di un oggetto privato, certo, il mare lo consideriamo ancora un qualcosa di pubblico. Poi non so se io mi tuffo nel Piave per esempio, non so se arriva... C'è una multa, non lo so bene com'è la normativa ufficiale, credo che sia pericoloso. E tira su con la bilancia. Sì, esatto, insieme alle anguee. Ma non vorrei che si tornasse al problema assicurativo, nel senso che comunque i tratti di spiaggia sono gestiti da cooperative e quant'altro. Se succede qualcosa in orari dove non c'è la sorveglianza, credo che potrebbe subentrare sempre un problema di responsabilità che scade sempre. Sta di fatto che, adesso ho tirato fuori questa immagine da internet, le zone balneari, le località balneari sono quelle che sfoderano i divieti più allucinanti e sembra che quando raggiungi certe località dici ma quindi cosa posso fare? Quindi vediamo una, dai cani insomma, il passeggero in costume, il gelato, il telefonino e compagnia varie. Vi ricordate che ci sono state delle cose pazzesche nelle estati scorse? Sì, addirittura un tratto di spiaggia, non ricordo dove non si poteva portare il pranzo al sacco. Al sacco, per non sporcare, sì, credo, no? Secondo me per comprarlo però ricordo proprio questa cosa che mi aveva colpito perché insomma nelle giornate al mare che faccio è indispensabile portare qualcosa. Sì, poi ovviamente ci si confronta su altre situazioni, mi viene in mente il caso più eclatante è Venezia, cioè Venezia che purtroppo sono troppi che la scambiano per una spiaggia, è una località balneare e invece magari meriterebbe quel rispetto diverso che insomma c'è il sindaco che adesso le sta tentando in qualche modo. L'avete visto anche sì, in effetti Venezia in più di un'occasione abbiamo avuto modo di vedere che è poco rispettata da chi è di passaggio. In realtà io ho una cognata che vive a Venezia e per chi vive a Venezia c'è un profondo rispetto per la città, cosa che effettivamente non sempre viene fatto da chi è di passaggio. Però l'afflusso che c'è a Venezia in qualche modo deve essere regolamentato, torniamo sempre lì, non vietato ma regolamentato sicuramente sì. E perché poi la spiaggia effettivamente, allora di solito c'è il divieto di giocare a palla, il divieto della musica, le sigarette, racchettoni, il fumo, i cani in alcuni posti, dipende dal tipo di spiaggia. Secondo voi qual è quello che è più fastidioso, come divieto intendo? Beh, per me giocare a calcio, a palla in generale sicuramente... Che però in acqua si può, sulla spiaggia no, ma in acqua puoi giocare tipo a volleyball. Con le mani? Con le mani, certo. Con le mani, con i piedi. Per te Lele qual è il Ma io purtroppo non vorrei adesso banalizzare quella trasmissione perché insomma a me piace mangiare al sacco e purtroppo sono anche un fumatore, per cui insomma quando vedo il divieto di mangiare al sacco, di fumare le sigarette cambio posto insomma. Quindi, lo dico spassionatamente, ma... No, perché poi il piacere non diventa più un piacere, perché se vengono negate tutte queste cose, andare al mare diventa quasi un supplizio, no? Allora, devo andare a mangiare lì, devo fare questo, quasi una marionetta, no? Sì, infatti, perché poi per esempio io odio il fumo, però non riesco a capire i divieti all'aperto. Cioè non capisco la logica di vietare uno in spiaggia, uno al parco, vietare la gente a fumare. Sì, perché puoi dare fastidio al vicino di un ombrellone, immagino, no? Sì. Però... Scoraggiare forse la pratica del fumo. Sì, anche, vabbè, scoraggiare. È anche giusto, io purtroppo sono uno dei pochi rimasti che ancora fuma le sigarette, ecco. Però sì, certi divieti si tollerano anche quando sono scomodi, no? È giusto non fumare nei locali pubblici, quando arrivò quella legge fu solo una benedizione, voglio dire, non un problema. Quindi, ecco. Decisamente. Però sulla cosa al chiuso, insomma, è una cosa completamente diversa. Invece cos'è che vorreste vietare, che è una cosa che vi dà particolarmente fastidio, in qualche situazione che vivete personalmente? Sembra quasi la domanda che si fa a Miss Italia. Io vorrei vietare l'ipocrisia, vorrei vietare la guerra, non lo so, in realtà per quanto mi riguarda
io credo che ci sia bisogno così, liberare le proprie passioni. Io, nonostante non sia un grande sportivo, però amo fare canyoning oppure intrufolarmi in alcune località molto particolari a livello geografico e biologico, per cui qualora ci fosse un divieto di fare canyoning, per esempio, ci rimarrei molto male, ma non tanto perché insomma è comunque una disciplina piuttosto pericolosa per certi versi, però insomma credo ci sia anche la libertà di fare un po' quello che ci fa star bene, insomma, quindi tuffarsi in un torrente non è forse il top della sicurezza, però se mi tolgono anche quello, allora... Sì, poi è ovvio che ognuno di noi ha delle passioni, però insomma secondo me ci sono dei limiti, perché veramente, non so, io sta roba, vabbè, ho il periodo rivoluzionario, quindi sono condizionato, ma vedo che non sono l'unico. Pronto? 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 Sì. Buongiorno, chi parla? È un attimo che basta televisione, adesso sì. Eccoci. È Carlo da San Donà di Piave. Eccoci. Per quanto riguarda, che parlate adesso delle spiagge, no? Sì. Del fumo, delle cose là. E il fumo è una cosa sacrosanta, io sono un ex fumatore, è una cosa sacrosanta fare divieto, perché la cicca, la famosa cicca, dove ce la mettiamo? Non voglio dire dove. Sì, però vede anche lì la cicca, se uno quando ha finito di fumare invece di buttarla per terra la mette dentro a un sacchettino, no. Magari c'è educazione oltre che... sì, c'è più tolleranza verso chi fuma e... com'è? No? Pronto? L'abbiamo perso. Vabbè, insomma, potrebbe essere una soluzione. Nel frattempo mi sta calando la mannaia la regia e io gli passo la linea per la pubblicità. Durante questa breve pausa è scattata veramente una crisi generazionale sul tema del registro elettronico a scuola, no? Perché sui vari divieti ovviamente ci siamo tutti posti nella testa di quando eravamo fanciulli o adolescenti e di quello che tutti noi combinavamo a scuola. Non grandi tragedie, però diciamo che lo studente modello era qualcosa molto lontano dalla mia tenuta scolastica, e pensare che adesso sulla mania del controllo sapete tutto dei vostri figli, no? Tutto, è tutto anche registrato. lei l'ho visto un attimo agitato. No, perché io proprio non avendo figli non pensavo ci fosse stato questo avanzamento nella modernità, non pensavo i genitori controllassero tra virgolette i figli online, sì, non me l'aspettavo, insomma un po', quella privacy da studente è sparita sostanzialmente, quindi se manchi te lo dico, tuo figlio non c'era. Pensa che adolescenza, pensa poi tutte queste cose carine che si facevano quando stavamo a casa. Hanno anticipato, cioè non è che vietano di non andare a scuola, non puoi, perché se non ci vai comunque tuo padre e tua madre lo sanno. Che poi magari una volta, anche se lo venivano a sapere in qualche modo mentre tu eri via, non avendo cellulare, diciamo, ti arrivava la valanga quando arrivavi a casa. Ma invece adesso ti beccano, ti prendono per le orecchie immediatamente. Per questo dico che è difficile paragonare i nostri tempi a quelli dei nostri figli, adesso è tutto molto più veloce. Però che il registro elettronico io, anche se non dovrei dirlo, lo trovo una cosa che non mi è mai piaciuto. Anche a me. Si è concretizzato il grande fratello. Non dovremmo dirlo perché siamo genitori, e invece secondo me quel pizzico di Ma è come dire una mail proprio, una notifica, o dovete entrare con una password? Bravissimo, abbiamo un username, una password, entriamo e andiamo sul... E voi che avete, ci andate spesso oppure Ma guarda, io ci tutti vado i giorni? Tutti i giorni per i compiti, perché hanno tutti quanti i compiti, sai, le scuole medie. Aspetta. Cioè, quindi tu vai a controllare che compiti hanno da fare? Sì, ma li controlliamo anche insieme, quindi non... i compiti per casa, quelli che una volta ti scrivevi sul diario? Okay. Sì, lo fanno anche adesso, ma magari tralasciando qualcosa, per evitare il giorno dopo di trovare sorprese, e allora controlliamo. Però lì abbiamo poi tutto, abbiamo le assenze, le presenze, abbiamo i voti che prendono le note, quindi è veramente tutto quanto... No, per carità. Poi è utile perché c'è anche del materiale didattico, i professori caricano materiale didattico, per cui oltre ad aver preso appunti puoi riprendere quello che il professore ha spiegato. Magari se sei assente. Sì, sicuramente ha degli aspetti positivi.
come tutte le cose ha parecchi aspetti anche negativi. Vabbè. Allora, Angela, io ti ho coinvolto in questa puntata anche perché adesso apriamo quella grande parentesi che è quella sull'aspetto del cibo. Del cibo. Perché? Perché con tutte queste tendenze, nuove tendenze, intolleranze, praticamente la vita della mamma che si mette a disposizione non solo per i propri figli ma anche per i figli degli altri, sì. legacy, preparare le torte, è diventato un incubo. È vero. Mi confermi questa cosa? Ti confermo. Cioè, insomma, perché tu lo fai anche di lavoro, quindi sì, io ti dico, da mamma ma anche da persona che lo fa proprio di lavoro, nel senso che io facendo principalmente corsi di cucina, quindi ho spesso a che fare proprio col maneggiare il cibo, però ti dico, da una parte lo trovo una cosa positiva, per quanto abbiamo parlato di queste regole che non sono positive, invece secondo me questa è una cosa positiva, semplicemente perché nel corso degli anni sono venuti fuori moltissime intolleranze e allergie. Ma sono montate queste cose, sono vere? Magari una volta non si sapeva qual era la causa e quindi magari si stava male, si avevano dolori di stomaco e non si arrivava alla motivazione, magari poteva essere semplicemente essere intollerante al glutine. Oggi se ne è fatta quasi una filosofia di vita, però tante volte, soprattutto quando abbiamo a che fare con le scuole, quindi con istituti dove ci sono i bambini, dove lavorano i bambini, dove studiano i bambini, è importante tutelarli e quindi la scuola tutela in questo modo. Genitori, quando decidete di portare a scuola per delle feste di compleanno o delle manifestazioni scolastiche, mi raccomando, non utilizzate cose fatte in casa. Lele, adesso tu immagina se quando eravamo tipo in seconda elementare, mia nonna che faceva un tiramisù, che era qualcosa di esagerato, gli dicevo no, nonna. Ecco, il tiramisù assolutamente neanche della pasticceria, no, questa è una cosa importante, perché molte volte non è chiara questa cosa. Allora, non solo delle cose di casa, quindi casalinghe, ma anche la pasticceria, quindi dove hai comunque norme igieniche, HCCP e robe varie, devono essere dolci secchi. Quindi crostati e biscotti vanno benissimo, ma profiterol con dentro la crema o tiramisù, dove comunque abbiamo un uovo molte volte non pastorizzato, è vietato. Niente. Quindi il tiramisù di mia nonna nel 2018 non potrebbe finire dentro una classe, che era qualcosa di meraviglioso. Sì. Scusa un attimo, però, cioè, non so, non capisco, i tramezzini si può... No, neanche il tramezzino. I panini no. Allora dipende, se andiamo a prendere i panini al fornaio, quindi dove comunque abbiamo il nome di una persona che comunque lavora in un ambiente sano, sterilizzato, igienizzato e tutto, può andare bene. Quindi se la mamma fa il pane in casa, non va bene. Quindi quello che potrebbe essere anche... Però anche lì c'è una parentesi da aprire. Allora, questa è una legge del 2004 a livello europeo, quindi non è una cosa regionale, perché molti pensano magari qualcosa che riguarda la provincia, magari riguarda il plesso scolastico, e invece no, è una cosa a livello europeo. Poi però le varie regioni, le varie province, i vari comuni hanno plasmato, hanno modellato questa cosa su di sé. E ci ha messo il carico da 90. Diciamo che, allora, per un compleanno in classe, quindi dove ci sono solo bambini, quindi dove non è presente il genitore, bisogna stare a queste regole. I dolci secchi, biscotti, bravissimo. Oppure le cose comprate al supermercato. Scusami Angela, però, allora, io tipo sono genitore, no? E voglio organizzare la cosa, quindi la scuola mi manda questo regolamento, cioè come faccio io a sapere queste cose? La leggi sul sito online di prima. sì, sempre quello, sul sito ci sono tutte quante le varie regole. Però se facciamo per esempio la festa di fine anno a scuola, quindi nelle mura scolastiche, dove però sono presenti i genitori, puoi portare quello che vuoi, dal tiramisù. No, dai, sto scherzando. Ma perché il genitore è responsabile? Perché il genitore è responsabile. Vedi che torniamo sempre a un problema di responsabilità, sempre lì si va a cadere. Però evidentemente è successo qualche caso che ha fatto letteratura. Nel senso sì, guarda, vi faccio questo esempio. L'anno scorso, festa di fine anno nel cortile della scuola, quindi con i genitori, un bambino, un compagno tra l'altro di mio figlio, gli è scivolato praticamente sulla gamba, aveva in pantaloncini corti, della soia. Una mamma aveva portato gli involtini primavera, classico, pranzo, tipico. la festa, con appunto chi non porta le feste a scuola? Il bambino ha incominciato a gonfiarsi.
però giustamente la mamma non sapeva di questa sua reazione allergica a contatto, tra l'altro, non aveva ingerito di primavera. alla soia. Alla soia. Alla soia. Alla salsa di soia. Lui non aveva ingerito la salsa di soia, ma l'aveva semplicemente toccata. Quindi con la gamba ha incominciato a gonfiarsi. Quindi la mamma si è accorta di questa reazione, però non poteva rifarsi con la scuola, ma è andata lei poi in ospedale a fare i controlli. Beh, anche perché, vabbè, a parte che c'è questo aspetto che non vedo perché per forza bisogna sempre rifarsi su qualcuno, ma andremo ad aprire un altro tema. Però mi viene da ridere per un altro aspetto, perché io sono sicuro che poi sta benedetta legge a livello europeo l'avranno partorita con tutto rispetto, ma a parte che visto che ci stanno svalangando ultimamente, ma anche meno rispetto, quei 4 beduini che stanno in Germania, che hanno una cultura alimentare pari a zero, che mangiano schifezze vereconde, e poi a noi che abbiamo probabilmente una delle cucine più sane del mondo, perché questo ci viene riconosciuto, poi Dieta mediterranea, nasce ci hanno imposto queste... No, però effettivamente c'è anche l'aspetto positivo nell'esplosione del conoscere quali sono i problemi alimentari o intolleranze alimentari che possono avere le persone. Parlavo proprio l'altro giorno con una persona intollerante al glutine, non giovanissimo, che mi diceva che una volta trovare la pasta, trovare da mangiare, bisogna andare in farmacia, era molto complicato. Adesso fortunatamente in qualunque supermercato si possono trovare dei prodotti adatti a tutti. Ecco, c'è anche un aspetto positivo in questo, io non mi c'è solo ricordo l'aspetto all'inizio, negativo. quando uscì 15-20 anni fa, si cominciò a parlare di questa celiachia, e lo Stato che mandava quelle poche persone che avevano scoperto, quindi persone comunque già di una certa età, che magari in una vita avevano combattuto con dolori, con delle... perché poi ognuno reagisce in modo diverso, quindi ci può stare questa cosa scolastica, però poi vedi che non ci sono, sono delle incongruenze, perché dici, allora la merenda, io preparo la merenda ai miei figli, penso un po' a tutti i genitori, ci può essere la giornata che gli do i cracker, quindi comprati, e a volte che gli faccio un panino con la Nutella, no? Quindi panino fatto in casa, finché lo mangia mio figlio va benissimo, se lo smezza ma con se per caso lo smezza con qualcuno che non ha la merenda non sarebbe... È quotidiano la questione che si scambiano. Assolutamente, ma scherzi, è una roba... Scusate, ultima pausa per la regia, grazie. Siamo nell'ultima parte delle ore 13 di oggi, avete appunto insomma sentito un po' poi come sono le dinamiche. Questa cosa dell'alimentare devo dire che ci ha colpito a tutti parecchio, anche perché insomma, per me e Lele magari la viviamo in maniera meno coinvolta non avendo figli. Però. No, però sì, tante cose le sto imparando adesso, nel senso, parlavamo della farina, io veramente non so niente. Tu che sei un mastro pasticcere adesso, quando vai alle feste occhio a portare qualcosa. Sì, porterò dei biscotti secchi. Non dirlo però così, il biscotto secco può essere anche ben fatto. Può essere anche buonissimo in realtà, sì, no, però ecco, ci sono tante cose che infatti adesso abbiamo ancora 3 ore e mezza e approfondiremo perché voglio capire... No, però vedi, alla Zanzega comunque sui divieti alimentari adesso ti ho dato uno spunto, l'hai già trattato. Non ci ho mai pensato in realtà, proprio vedevo, portavano luci, li tagliavano, smembravano sopra il tavolo, quindi... io non mi sono mai curato del fatto che poi in realtà è vero che certi temi sono abbastanza, c'è molta sensibilità. Io ricordo, adesso non volevo cambiare argomento, però per esempio in una trasmissione parliamo di fiumi, no? E di cibo da fiume, e quindi i gamberi di fiume, i pesci di fiume, eccetera eccetera. Mi ricordo questo chef che portò dei gamberi ancora che si muovevano. Io non mi preoccupai di capire che tipo di gambero fosse, eccetera eccetera, e poi l'indomani arrivarono delle mail di pescatori che segnalavano che erano dei gamberi americani, quindi delle specie aliene per i nostri fiumi, eccetera eccetera. Però voglio dire, c'è molta attenzione, questo credo sia giusto. Io stesso quando vado al supermercato leggo le etichette, cerco di capire cosa sto comprando. Poi sul fattore invece legato alla prole, ai figli, alle nuove generazioni, qui si apre un mondo che è fatto di crescita, educazione, rispetto delle regole, però devo dire che le cose che state dicendo sono piuttosto basito, perché davvero non avendo figli non capisco quante cose ci sta dietro l'educazione di un bambino. Allora, ti riporto più sul tuo territorio.
Il problema dei famosi chioschi al mare, bar fracassoni e compagnia varia, lì secondo voi si sta un po' esagerando? Perché poi ci sono delle normative sugli orari che direbbero insomma fino alle 11 si può far rumore, però poi scattano altri cavilli, cose, insomma sempre con questa spada di Damocle. Cristian, cosa ne pensi? No, io sono un po' tagliato fuori dalla vita notturna, per cui non la vivo direttamente, però sì, effettivamente soprattutto in un periodo magari sabato, domenica, dove comunque c'è bisogno di staccare anche un attimino la spina, credo che ci voglia un pochino più di tolleranza nei confronti di chi è lì per divertirsi nella maniera giusta, anche se ha un tono di voce un po' più elevato. Arriva un orario che non sono le 11, ma si arriva anche un pochino più tardi, senza esagerare non credo che debba essere un problema. Una volta alla settimana chi si lamenta potrebbe anche sopportare un pochino di più. Quindi non siamo intolleranti solo al cibo, alle farine, no? Siamo intolleranti anche a quelli che sono i piccoli disagi di avere un bar sotto casa. Sì, per quanto riguarda appunto le spiagge, si va in Spagna, si va in Grecia, si va in Croazia, insomma la festa in spiaggia è ancora una tipicità balneare, insomma, divertente, festosa, quindi credo che alla fine, insomma, se si va in una località turistica è ovvio che ci sia anche la condizione legata al fatto che ci possa essere un momento di svago. Secondo me se tutta la spiaggia festeggiasse, ci fosse musica, divertimento per tutti, insomma non credo sia poi questo il grosso problema. Il punto è la destinazione d'uso che si dà di una località, insomma, se si vuole che la località sia vissuta da famiglie o da facoltose famiglie borghesi che amano il silenzio e la pace, magari insomma si potrebbe trovare una via mediana per cui sia anche giusto che il 22enne insomma, possa cantare e suonare la chitarra fino alle 3 di mattina, insomma, in qualche maniera. Siamo un po' troppo schiavi anche del marketing turistico, insomma. In qualche maniera siamo condizionati insomma, dal fatto che un divieto in questo senso, senza citare località celeberrime, porti però ad altri frutti forse economicamente più vantaggiosi, che è un turismo magari più responsabile, più pacato, ma che porta anche più soldi. Insomma. Probabilmente il turismo giovane, mordi e fuggi, non è così voglio dire, utile allo sviluppo economico di una località. Mi viene da fare, non ha tanto a che fare col tema di oggi, però mi viene da fare una considerazione, quindi i giovani non possono giocare a palla in giro quando sono piccoli, dopo se vanno a far casino in spiaggia non vanno bene perché ci sono gli altri. Dopo però quando senti parlare i giovani sono il nostro futuro, dobbiamo tutelarli, eccetera. Cioè, sì, anche perché poi tutti noi le abbiamo fatte le cavolate, ragazzi, cioè... È quello che secondo me fa bene, perché poi ci chiediamo magari cosa diventeranno, che adulti diventeranno, no? È normale che l'educazione che dà un genitore è giusta, però metà della giornata loro la passano insieme ad altre persone che non siamo noi, e quindi secondo me è giusto che la vivano, ma senza troppi divieti. Quindi insomma lo lanciamo questo bel appello, anche partiamo dai nostri comuni che ci sono in giro, insomma, facciamo così, che ogni comune si impegni a togliere un divieto quest'anno, un qualcosa di sensato ovviamente, non divieti insensati. Siamo quasi in chiusura e c'era un altro tasto che volevo toccare, ma dovremmo farlo molto velocemente, tutti i divieti sugli animali, cioè portare i cani in spiaggia eccetera, come li vedete? Ma io non ho animali, per cui non sono molto sensibile a questo tasto, però mi rendo conto a te che... dà fastidio? No, a me non dà fastidio assolutamente se gli animali, cani, vengono portati in spiaggia. È logico che rientriamo sempre come diceva lui, forse ci vogliono zone determinate, perché effettivamente quello degli animali può essere un argomento molto delicato da affrontare. Paura. Sì. È un argomento molto delicato da affrontare, però sì, a me non danno nessun tipo di problema, anzi. Sì, perché un cane lasciato libero, per quanto può essere un agnellino, faccio un esempio, io amo gli animali, per carità, però magari si avventa contro un bambino, faccio un esempio, è lì, quindi è un argomento molto delicato. Molto delicato, quello degli animali.
Tu, Lele, come non ho figli, non ho cani, non ho niente, sono nulla tenente, anzi volevo proprio chiedervi di promuovere attraverso il periodo una sottoscrizione per aiutarmi, e adesso apparirà l'IBAN. Charge.org, Lele Marcassa, fatti una vita. Scrivetemi, donatemi anche solo 10 euro, quello che potete, in totale libera scelta, senza divieti di alcun tipo. No, scherzi a parte, volevo dire sì. Anche questa è una dinamica, vedo che molti amici hanno questi animali, questi cani che li trattano come fossero dei figli veri e propri, e quindi mi sembra che delle volte un po' anche si esagera. Poi ovviamente l'educazione del padrone dell'animale la fa proprio da padrone, è il caso di dire, perché se si accompagna al guinzaglio e se ci sono degli escrementi da ripulire, interviene il padrone tempestivamente, ovviamente la tolleranza da parte degli altri è maggiore. Bene ragazzi, allora abbiamo concluso questa puntata di oggi, vi ringrazio, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito da casa e lanciamo ancora questo appello quantomeno ai sindaci: dai, provate a togliere il divieto che ritenete più assurdo nel vostro comune, chissà che qualcuno si senta meno oberato. Allora grazie ancora e buona giornata.